La Vergine Santissima ad Ivan: cari figli, la situazione è grave. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi del messaggio straordinario che la Vergine Santissima ha dato ad Ivan, uno dei veggenti di Medjugorje, il 21 ottobre del 2023, quindi qualche giorno fa. È un messaggio che, anche se in maniera non esplicita, fa riferimento agli avvenimenti in Terra Santa che sono strettamente collegati ai 10 segreti di Medjugorje. Ma prima vi do lettura di questo messaggio straordinario e poi farò delle considerazioni in merito. Cari figli, oggi vi invito a pregare per la pace. In questo momento in cui la pace è minacciata, in modo particolare vi chiedo di rinnovare il digiuno e la preghiera nelle vostre famiglie e di esortare anche gli altri alla preghiera per la pace. Cari figli, voglio che comprendiate la gravità della situazione e che molto di quello che accadrà dipende dalla vostra preghiera e dalla vostra perseveranza. Cari figli, io sono con voi e vi invito ad iniziare a pregare e a digiunare con serietà. Grazie, cari figli, perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. Carissimi, già in un altro video di questo canale vi ho spiegato come gli avvenimenti in Terra Santa siano strettamente collegati ai 10 segreti di Medjugorje. Perché? Allora, iniziamo col dire che la Vergine Santa ha dato ai veggenti questi 10 segreti che verranno svelati all'umanità 3 giorni prima del loro verificarsi. I veggenti chiaramente non possono rivelarne i contenuti, però da alcune cose che sono trapelate sappiamo che i primi 3 all'incirca sono innocui, però è anche vero che i primi 3 potrebbero suscitare in chi non crede un tale spavento, un tale sbigottimento da veramente mettere duramente alla prova la loro resistenza fisica proprio di queste persone non credenti. Per questo la Madonna dice di convertirci prima che questi segreti inizino, perché i non credenti, coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio, potrebbero essere veramente molto traumatizzati dal verificarsi dei primi 3, che invece per i credenti e per coloro che sono devoti alla Vergine Santa saranno totalmente innocui. Si parla di segni straordinari che verranno lasciati in particolare appunto in occasione dei primi 3, di uno dei primi 3 segreti, verranno lasciati sulla collina delle apparizioni. Si parla di un segno bellissimo, alcuni pensano che sia acqua che andrà a sgorgare dalla collina delle apparizioni, perché questo sarebbe un segno permanente che rimarrà per sempre e sarebbe una risorsa molto preziosa per Medjugorje, che come sappiamo ha anche dei problemi di approvvigionamento per quanto riguarda l'acqua, però è solo una supposizione. Sarà un segno che lascerà un segno indelebile a ricordo proprio del verificarsi di questi primi 3 segreti, che saranno tra l'altro visibili a tutti. Si parla addirittura, però sono solo ipotesi, di segni nel cielo, come ad esempio l'apparizione di un crocifisso che sarà visibile in tutto il mondo, però queste sono solo supposizioni. Di certo c'è che questi 10 segreti sono collegati agli eventi in Terra Santa. Perché? Perché la stessa Visca, che nel 2013
è stata in visita appunto in Terra Santa, ha detto una cosa molto importante, che il muro che divide lo Stato di Israele dalla Palestina, quando i 10 segreti di Medjugorje si saranno verificati, si saranno conclusi, non esisterà più questo muro. E quindi è un'affermazione molto molto importante, perché vuol dire che questi segreti determineranno tutta una serie di sconvolgimenti geopolitici che porteranno al trionfo del cuore immacolato di Maria, e quindi all'instaurarsi di una terra che conoscerà finalmente la pace, perché quando cadono i muri cadono sempre, insomma, perché degli stati non hanno più motivo, insomma, di fronteggiarsi l'uno con l'altro, ma vogliono formare una cosa sola, un cuore solo, che si impegna a costruire un mondo pieno di amore, e dove c'è la mano della Vergine Santa non ci possono essere muri, ci possono solo essere ponti che uniscono due sponde che prima si avversavano, che prima erano nemiche. Quindi è anche molto logico pensare che la Terra Santa, che è il luogo dove tutto ha avuto inizio, sarà anche il luogo in cui tutto avrà fine, e che la seconda venuta di Cristo avverrà proprio in Terra Santa. E, mm, e quindi nel Vangelo appunto si dice, parlando dell'ascensione di Cristo, si dice quel Gesù di Nazareth che voi oggi avete visto andare in cielo, un giorno ritornerà da quello stesso cielo, è probabile che ritorni in Terra Santa. Queste sono solo delle ipotesi, supposizioni, però suffragate da tutta una serie di affermazioni, ecco, che in qualche modo lasciano pensare che questi 10 segreti siano collegati agli eventi della Terra Santa. Certo, la Madonna ha detto che con il digiuno e le preghiere noi possiamo addirittura arrivare a fermare le guerre. Digiuno, si badi bene che per le persone che hanno problemi di salute deve consistere nella semplice rinuncia a degli hobby, a qualcosa che piace fare per 2 giorni a settimana. Non si chiede assolutamente alle persone che stanno male di andare avanti a pane e acqua, assolutamente. Invece chi si sta bene in salute può benissimo, almeno per 2 giorni a settimana, fare questo sforzo per tutta la giornata, per 24 ore di bere solo acqua e di mangiare, insomma, di andare avanti per 24 ore a pane e acqua. Comunque, ciascuno deve offrire alla Vergine Santa per 2 volte a settimana la sua rinuncia, che può essere non necessariamente nel cibo, ma in qualcosa che piace fare. E queste rinunce, questi sacrifici è una vita soprattutto vissuta santamente, in preghiera, nel compimento di tutti quelli che sono i propri doveri, perché il lavoro è preghiera. È una vita però in cui si mette al centro il Santo Rosario nelle famiglie, si mette al centro la messa domenicale, si mettono al centro tutti i sacramenti. È una vita che è gradita a Dio, ed è quello che vuole da noi la Vergine Santa, che continuiamo a compiere i nostri doveri, non dimenticandoci però anche di curare le cose sante. E però ecco, dobbiamo dire anche una cosa, che per quanto i veggenti, per esempio, si siano adoperati a Medjugorje, abbiano fatto tantissimo per mitigare, per esempio, il settimo segreto, che si vocifera sia il più terribile di tutti, no? È stato possibile in qualche modo, sì, un po' mitigarlo, però mh, dai viaggianti insomma, è trapelato che comunque, al di là, sì, noi dobbiamo pregare e digiunare, però le cose spiacevoli che questi segreti prevedono
accadranno, potranno essere mitigate dalla preghiera, però accadranno perché l'umanità necessita di una purificazione. Il mondo necessita di essere rinnovato dalla forza, dalla luce, dall'avacro purificatore dello Spirito Santo. E questo trionfo del cuore immacolato di Maria non può passare, non può non passare attraverso una guerra durissima tra le forze del bene e le forze del male. Ci sono dei segreti talmente tremendi che quando li hanno ricevuti alcuni dei veggenti hanno pianto e hanno dimostrato si sono commossi, hanno dimostrato un grande turbamento. Però è anche vero che tutti coloro che sono devoti della Vergine Santa e cercano di vivere santamente, saranno durante il verificarsi dei segreti, saranno messi da Maria sotto il suo manto e nulla potrà loro accadere. La Vergine Santa l'ha detto tante volte che coloro che saranno protetti da lei, che si porranno sotto il suo manto, che accetteranno la protezione di Maria, nostra Madre, potranno soltanto da lontano sentire i rumori della tempesta, ma non saranno toccati da essa. Quindi lasciamo fare alla Mamma Celeste, noi preoccupiamoci solo di amarla con la preghiera e il Santo Rosario nelle famiglie. Torniamo a pregare nelle famiglie, perché tutto il male del mondo è dovuto alla mancanza di preghiera nelle famiglie. Ritorniamo a pregare perché la nostra società è malata fino al midollo, perché il demonio è stato molto abile nel distrarre tutti noi dalla preghiera all'orario in cui prima si pregava, che erano le 7 di sera o le 8 di sera, quando ci si riuniva a cena e prima di mangiare si dicevano le preghiere di ringraziamento, prima ancora di preparare da mangiare ci si riuniva per il Santo Rosario. Il demonio adesso è stato così astuto e meschino da distrarci con dei programmi indecorosi, con dei programmi in cui viene violata la dignità della donna, viene violata la santità dei corpi, che sono tempio dello Spirito Santo. Ritorniamo alla preghiera all'ora di cena. Se non riusciamo a pregare, almeno sintonizziamoci su un qualche canale in cui viene detto in continuazione 24 ore su 24 il Santo Rosario o qualunque altra preghiera. Non lasciamoci distrarre dagli spettacoli indecorosi, perché la fine potrebbe arrivare da un momento all'altro, mentre noi siamo intenti a dannarci l'anima con degli spettacoli indecorosi. Quindi mi raccomando, vegliamo perché noi non sappiamo quando tutto inizierà. Potrebbero accadere degli avvenimenti molto gravi e trovarci impreparati, trovarci distratti. Quindi, carissimi, siamo convinti che la Vergine Santa ci metterà sotto la sua protezione, ma che ha bisogno anche che noi ci, in qualche modo manifestiamo la volontà di farci proteggere da lei. Iniziamo a pregare non solo attraverso il nostro lavoro, ma anche attraverso una semplice Ave Maria sulle nostre labbra. Non penso che ciascuno di noi, per quanto impegnato, possa non avere neanche un secondo da dedicare ad una semplice Ave Maria. Anche la mattina appena ci alziamo e la sera, prima di andare a dormire, un Padre nostro, un'Ave Maria e un Gloria non ci costano nulla.
siamo pronti, carissimi, perché i tempi di cui la Vergine già da tempo ci parlava sono arrivati e il grande giubileo del 2025 potrebbe essere l'avvenimento della Chiesa in concomitanza con il quale tutto potrebbe iniziare e la storia del mondo potrebbe essere stravolta per sempre, in bene però, perché dopo i 10 segreti il mondo non sarà più lo stesso, ci sarà un'era di pace, di prosperità e di benessere che l'umanità non ha mai conosciuto. Preghiamo, carissimi, ciascuno faccia la propria parte, attendiamo nella speranza, nella fiducia in Maria e nella preghiera. A presto, cari.